Siamo ai piedi della foresta del Cansiglio, nel cuore della Pedemontana. Questa è Caneva, una piccola e tranquilla cittadina. Senz'altro è un luogo molto speciale, molto particolare, è un luogo come tanti altri. Un luogo che ospita una comunità che vive giusto sul confine tra Friuli e Veneto. Un piede l'abbiamo nel Friuli e un piede l'abbiamo nel Veneto. E la testa l'abbiamo un po' tra le nuvole perché stiamo in collina ma arriviamo a 1300 metri di altezza. Siamo un po' famosi perché Caneva ospita un'attività estrattiva abbastanza consistente che caratterizza nel bene e nel male i nostri luoghi, e siamo una comunità come tante altre che con tutte le sue storie cerca di essere felice. Le storie sono tante e questa iniziativa è fatta un po' per spiegarle un po' tutte, spiegare la nostra ricchezza, le nostre particolarità, le nostre storie, un po' tutto di noi. Per voi e soprattutto per noi, per ricordarci anche chi siamo e cosa siamo stati. 6.400 abitanti, 2.400 famiglie e una superficie di 42 km² spartiti tra montagna, pianura e collina. Una sorta di area verticale che si spiega storicamente con il rapporto di sussistenza tra le aree boschive e l'altipiano. Oggi invece è più forte il richiamo della pianura, come si vede dall'edificazione ai piedi dei rilievi verso la statale Pontebana e l'area industriale del Pordenonese. Il comune di Caneva è da sempre descritto anche come territorio di confine tra due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nei secoli la giurisdizione su Caneva è passata di mano varie volte dalle terre trevisane a quelle friulane, ma è stata la lontananza dalle grandi vie di comunicazione a fare della Pedemontana occidentale del Friuli un'area depressa.